È inutile sperare, Noeda non può farcela. Anche questa volta vincerà la protetta della sacerdotessa e noi rimarremo sotto la sua tirannia. Con Noeda sarebbe tutto diverso, ma se la sacerdotessa ha deciso per Achela, è chiaro che sarà lei a vincere. Forza, Noeda! Ma sono avvelenati. Un solo graffio e sei morta. La legge vuole che nessuna delle pretendenti al titolo sopravviva alla vincitrice. Così ogni villaggio di Amazzoni ha un solo capo. E la sacerdotessa non ha più nemiche.
Ascoltate, questo è il mio programma. Conquisteremo i territori dove regna Dharma il saggio e gli strapperemo il segreto del fuoco sacro. È questo il posto? Sì, ma non abbiamo prenotato. Non ci sono più tavoli, mi spiace. Tornate domani. Domani, quando le mie tigri hanno fame, non aspettano, prendono. Modestamente. Avanti, andate via! Andate via di qui! Del posto! Via di qui! Via di parco! Avanti, andate via! Adesso il posto c'è, dacci da mangiare. E questo chi lo prende? È come attaccato. Il premolare! Buttate fuori il sottosviluppato addosso di viso! No, grazie, sono senza denti. Tutti insieme! Addosso! Lo teniamo, capo! Quello secondo me è un poco scorbutico se andassimo a mangiare da un'altra parte. Mi sono ricordato che avevo un appuntamento qui vicino, vado e torno. Ah, tu stai qui! Sì. Lo sistemo io quello. No, non gli fare troppo male, è un turista. Stai a vedere. Ehi! Avanti, miei tigri! Facciamogli vedere! Sì, facciamogli vedere. Prendete quel peso! Prendete quel peso. Adesso la ditta gli offre il digestivo. Vai da contrappeso! Vai da contrappeso. Sì, con te! Dice a me. Ma perché devo fare da contrappeso? Perché così non c'ho il pelo, ragazzi! La verità è piano. Che è sto fatto? Non si potrebbe evitare. Non ho mangiata. Mi lasci per piacere, mi lasci. Ma lascio. Ma che fai, giochi? Ma non mi diverto veramente. Avanti, miei tigri!
niente! Tango? Beh, per oggi abbiamo picchiato abbastanza. Mettiamo Mog! Mog vi saluta! E quello chi è? Deve essere un altro turista, il cavallo è straniero. Ce lo mangiamo in un solo boccone. Secondo me quello è un tipo scorbutico. Quando stavo con Marco Polo ne ho conosciuti di questi tipi. Ah, contro la mia astuzia non c'è scorbutico che tenga. Nemmeno Mug. Non lo nominai! Grazie. Sta attento, tenete a me, quello è scorbutico. Ma che fate, figli di puttana? Giù addosso! Prendiamolo! Sotto! Avanti, attacchiamo! Sotto adesso! Non sapete fare niente senza di me! Adesso vi faccio vedere io come lo sistemo! Povero cinese. Fatti sotto, straniero! Finora abbiamo scherzato! Prendi! Lui scherza. Tutta colpa tua, iettatore! Ma quale iettatore? Quello è scorbutico di culo! Oh!
capo? Sì. Allora ascolta, ho buone notizie. Da oggi, se fate i bravi, questo villaggio pagherà la protezione alle Amazzoni. Ma noi paghiamo già la protezione a Dharma il Saggio. E ti ricordo che ogni sopruso fatto a noi è un affronto alla sua sacra persona. Siamo qui proprio per quel vecchio buffone. Lo cattureremo e lo uccideremo e tu ci dirai dove trovarlo. Tu non potrai fare nessuna di queste cose, signore. Spiegati, e subito. Puoi uccidere me e tutti i miei, ma Dharma no. Dharma è immortale. Da 4 secoli protegge i popoli di questa valle e nessuno sa dove si trovi. E come fate per parlare con lui? Quando abbiamo bisogno è Dharma che viene tra noi. Stai mentendo, vecchio. No, è la verità. Perché allora il tuo Dharma non è qui adesso? Mi hai chiamato, signora? Prendetelo! Ascoltate! Ma dove guardate? Sono qui! Lasciate in pace questa gente! E se obbedite, vi prometto che non mi arrabbierò! Prendetelo! Lo voglio vivo! Ultimo avvertimento! Tornate ancora da queste parti e vedrete che cosa vi succede! O nostro grande Dharma, anima immortale e saggia, degnati di apparire al tuo diletto popolo. Eccomi a voi, miei diletti figli. Chi siete? E chi di voi mi ha chiamato? Dharma, non ci riconosci? Siamo coloro che hai salvato questa mattina all'alba dalle Amazzoni. Ma questa mattina all'alba veramente io ero a colloquio con i miei antenati. E allora chi è che ha fatto fuggire le Amazzoni e salvato il villaggio di Giunga? L'anima di tuo nonno? È probabile. Qualche volta le anime dei trapassati amano allietarci con la loro presenza e difenderci dal male. E invece eri tu. Non essere modesto, solamente tu sai compiere simili scherzi, o grande saggio. Per questo siamo venuti a portarti i segni della nostra riconoscenza, proprio per averci salvato dalla ferocia delle Amazzoni. Se insisti per farmi questo del resto doveroso omaggio, va bene, accetterò i vostri doni. Metteteli pure qui intorno ai miei piedi, ai miei nobili piedi. Vedi, a volte lo spirito vaga lontano dal mio corpo e si materializza quando ce n'è bisogno. Portate pure tutto questo da me, sono solo 87 gradini, vi occorre altro? Un consiglio. Come dovremmo comportarci se le Amazzoni tornassero? Che mi suggerisce la tua immensa saggezza? Bravi, bravi. Ma non li vedo! Non vedo i peperoncini neanche questa volta! Che mi suggerisce la tua immensa saggezza? Allora, li avete portati quei benedetti peperoncini? Che mi suggerisce la tua immensa saggezza? Ah, eccoli!
Come dicevi, figlio mio? T'ho chiesto che mi suggerisce. La mia immensa saggezza, ho capito, la mia immensa saggezza ti suggerisce... niente. Niente? Niente non fa male a nessuno. Ma i giovani? I giovani sono sempre dei rompipalle. Bisogna aspettare che invecchino. Ma i vecchi? I vecchi poverini devono mettersi in testa che ormai essendo vecchi non sono più giovani. Hai capito l'allusione? No. È normale. Ma il tempo ti aprirà gli occhi, popolo mio, e vedrai la verità. Figli miei diletti, lassù qualcuno mi chiama. Inginocchiatevi, giù! Giù! Dharma se ne va. E adesso qualcuno mi spiegherà questa faccenda delle Amazzoni. Quante volte ti devo dire che non mi devi fregare il costume mentre dormo, ma hai fatto fare quell'anima di figura con il vecchio rimbambito che non sapevo che dirgli. Jeeves, spegni il fuoco sacro e metti tutto in dispensa. E con te adesso facciamo i conti. Cose da pazzi. Bah, più passa il tempo e meno lo capisco. Ma che hai combinato nel villaggio di giungla? Sono arrivate le Amazzoni e per spaventarle ho usato qualcuno dei tuoi trucchi. Certo che si mette male con quelle lì. Bisogna che entri in contatto con loro per cercare di convincerle. Non credo che sia possibile, ma se tu mi permettessi di espormi alla fiamma che dà l'immortalità, saprei io come sistemare le cose. Vedi, ormai conosco quasi tutti i tuoi segreti. Mi manca solo l'immortalità e tu soltanto me la puoi dare. Si può sapere che cosa aspetti. Jeeves, Ponte, tu vieni con me. Così, veramente, tu credi al fuoco sacro e ti aspetti di diventare immortale. Certo. E perché pensi che abbia resistito tutti questi anni vicino a te, col caratterino che ti ritrovi? Beh, in un certo senso ho l'impressione che tu abbia preso una fregatura. Io non sono immortale. Sei il solito bugiardo. Non mi credi? No. Ah, sta a sentire, ti sembra che sarei così vecchio se fossi immortale? E poi perché avrei perso tanto tempo con una testa matta come la tua? Solo per beneficenza? E che ne so. Ti fai male? Ci sarà stato un motivo, forse un tempo lo sapevi e adesso te ne sei scordato. L'unico motivo era quello di trasmetterti un giorno questo costume che da oltre 4 secoli ci passiamo da maestro ad allievo. Tutta nel costume la storia dell'immortalità di Dharma, inventata chissà poi da chi. Ma allora tu sei matto. Matto sono stato quando ti ho raccolto nel tuo villaggio distrutto dalle Amazzoni e ti ho allevato. Ma come faceva a sapere che rompicosi saresti diventato? Ma allora, scusa, come va la storia della fiamma eterna che dona immortalità? Ah, per quanto ne so io, serve solo a procurarci cibo e vino in abbondanza, in quanto all'immortalità è un'altra leggenda inventata tanto tempo fa al solo scopo di procurarci la pagnotta. Sì, credo proprio che sia stato il primo Dharma 4 secoli fa. Quella la sapeva lunga. Quanto alla fiamma, è veramente un mistero. Nessuno sa perché bruci. Ma senza l'immortalità, come faccio io a distruggere le Amazzoni? Tu possiedi la forza, ma sei pure un capoccione. Aspetta, quando sarò morto indosserai il mio costume e farai come ti pare. È destino. E quando morirai? Il più tardi possibile. Io aspetterò. Bravo, ma non esagerare. Comunque ti lascerò pasti sicuri e un grande prestigio. Devi badare a non farti fregare il posto da qualcuno più dritto di te. Si mette proprio male con quelle zitelle assatanate. Beh, adesso devo andare. Devo ritirarmi in meditazione. Ehi, non approfittartene come al solito per fregarmi il costume. No, andrò a caccia, non preoccuparti. Buon sonno. Bravo, se hai capito anche questo, non sei tanto fesso.
sei fatta male? Non posso più camminare. Non sembra molto grave. Non aver paura. Di un po', tu sei di qui? Mi sono perduta. È stata una fortuna che ti abbia trovata io. Sono del villaggio di Irga. Cercavo delle erbe per guarire mio fratello. Dicono che si trovino soltanto qui. Non preoccuparti. Adesso ti porto da qualcuno che ti rimetterà subito a posto la caviglia. Ecco fatto. Con qualche giorno di riposo passa tutto. Adesso ti affido alla sua custodia. Ho un lavoro urgente da fare. Vai a meditare? Sì, ne ho proprio voglia. Perché ti dispiace? No, non mi dispiace affatto. Meglio per te. Così puoi fare l'infermiere. Beh, io vado. Non farla stancare troppo. Sembrerebbe un bacio d'addio. Ed è così. Devo tornare tra la mia gente. Anche se ti giuro vorrei restare. Ti ammazzali! Ti ammazzali! Jeeves, presto! Dharma! Non muoverti di qui, torno subito. Aspetta. No, è inutile ormai. Affretteresti la mia fine. No. Ho tentato di persuaderle, ma avevi ragione tu. Vedi che risposta mi hanno dato? Indossa il mio costume e vai oltre i monti, nella città del lago d'argento. Incontrerai i due uomini invincibili come te. Mug e Chum sono i loro nomi. Insieme a loro mi potrai vendicare. Come farò a convincerli ad aiutarmi? Anche essi cercano l'immortalità e credono ancora alla sacra fiamma. Racconta loro qualche fesseria, come ho fatto io con te. Sarà facile, vogliono credere. E butta il mio cadavere nel pozzo della fiamma. L'ho fatto anch'io
col mio maestro. Mila! Ma è davvero immortale quel maledetto. La mia lancia l'ha trapassato. Lo voglio vivo. Avanti, prendetelo! Da questa parte! Torniamo al campo! Scusa, amico, conosci un certo Moog? Chi? Figlio d'un cane! Nessuno deve pronunciare quel nome davanti a me! Ti serve aiuto, amico? No, grazie. Scusa, ma perché non devo dire Moog? Sta attento, anche questo è scorbuto. Che aspettate? Prendetelo sotto Sotto, piedi! sua riga! Scusa la domanda, ma perché te la fai con questi tipi? Scusa la risposta, ma perché non ti fai gli affari tuoi? Ti
serve aiuto, amico? No, grazie, faccio da solo! Ehi, senti, permetti? Complimenti per il colpo! Mia principessa, permetti? Un salutino di corsa. Che fai qui? Ti serve aiuto, amico? No, grazie! È sempre quella mia offerta, eh? Accettata. Da quella parte. Gli scorbudici sono troppi. Sono certo. Mook, è lui! Ti ringrazio, amico, quel crollo è stato provvidenziale. Quale crollo? Io stavo cercando una bella ragazza. Ah, scusami. Aspettatemi! Scusa. Ma chi è che spinge? Presentati, come ti chiami? Mook. È un gran bel nome, vieni. Se non sbaglio, anch'io ti sono simpatica. Tu pure, però, sei un tipo che si nota. Mi chiamo Mayra e vivo nel villaggio di Giunga. Non è tanto lontano. Puoi anche venirmi a trovare se vuoi. Vuoi? Comunque ti aspetto. Mayra! Mayra! Filones! Filones! Ehi, ma che fai? Fai il cugino a bolla? Uè, Filones, attento! A momenti si rompeva la brocca. Momento. Posso permettermi? No! Non amo la confusione, suggerirei di tagliare la corda. Suggerimento accolto! Sono insieme. Tre forze unite. Dimmi che devo fare. Quando siamo sole sono inutili tutte queste scene. Saranno inutili, ma sono fatti religiosi. E va bene. Devi essere più svelta di quei tre. Distruggi i villaggi. Cattura tutti gli uomini validi. Uccidili magari.
Ma devi impedire che trovino qualsiasi aiuto nella valle. Questo devi fare. Va bene, manderò Mila. No, Mila non mi piace. Non devi fidarti di lei. No? E perché? È una amazzone, non può tradire. Visto? Sono millenni che brucia. E chiunque prova a toccarla rimane incenerito. Sveglia, ragazzi, venite via. Si diventa ciechi a guardarla così. Ma per diventare immortali dovremmo per forza prendere una scottatura. Eh già. Te riporti bene, in 400 anni e sembri ancora un bambino. Forse per te il tempo non ha valore, ma se ci spicciassimo con la cerimonia? Non crediate che sia facile. Devo chiedere consiglio agli dèi. Soltanto loro possono decidere quando è il momento. Beh, io vado a mettermi in comunicazione con loro. E voi nel frattempo rimanete qui. E devo raccogliermi, come si dice, in meditazione. Ponte! Mio onorevole amico, qui c'è qualcosa che non funziona. Beh, speriamo solo che gli dei non siano troppo occupati. E cioè? Sì, che gli passino subito la comunicazione. Ah, tu credi a tutto. Secondo la mia modesta opinione è lui che non vuole. Con la scusa degli dei, vuole portare la cosa alle lunghe. Facciamo da soli, esponiamoci alla fiamma e buonanotte. Giusto? Giusto. Ma se poi ha ragione lui e si rimane inceneriti? Non lo dice per sentirsi importante. Ah sì? Ma certo, i fessi siamo noi che lo stiamo a sentire. Io preferisco essere fesso che lesso. E poi non sappiamo come fare. È semplice. Prova a mettere una mano sulla fiamma. Scommettiamo che non ti bruci? Scommettiamo. E se poi mi brucio? Ho perso la scommessa, ma vedrai che non succederà. E se poi gli dei si offendono? E allora? Che aspetti? Se non avessi le mani occupate vedresti tu. Sì. Dai. Va bene. Adesso ci provo. Ehi, giù, è vero, non brucia. Riprova un po'. Riprovo. Guarda qui, con tutte e due. Non fa niente, è freddo. Hai visto? Che ti avevo detto? Che c'è? Scotta. Brucia, vero, Giù? Hai perso la scommessa. Ma tu come hai fatto a non scottarti? Poverino io. Fai vedere. Sarà perché mio padre faceva il fabbro e io da piccolo prendevo il fuoco con le mani. E non mi hai detto niente. Che c'entra? Non ci ho pensato. Guarda qui, sembra una braccioletta scottadito. Io ho fatto quello che hai detto tu. E hai fatto male. Dovevi contestare. Oh, porca miseria. La grande luna vi accompagni! Avanti! Eccoli là. Hanno mangiato, dormono. Bella la vita, eh? Adesso gli do questa buona notizia. Su, sveglia. Ai ai! Che cosa hai detto? Ho detto ai ai, parola cinese che vuol dire ai ai. Hai toccato la fiamma sacra, eh? No, mi possano accecare. E ti sta bene, così impari. Ma allora ce l'hai con me. No, però che questo ti serva da lezione. Senza la mia guida e senza il consenso degli dèi, chi tocca la fiamma sacra si fa delle sacrosante bruciature. Bisogna aspettare il segnale. Che t'avevo detto? Bisogna aspettare il segnale, se no uno si brucia. E tu invece, ma no, dai, proviamo lo stesso. Io? Ma chi ha parlato? Sì, tu non parli, ma io ti capisco ugualmente. Sentite... Tu capisci troppo per il mio carattere. Sì. Ora smettetela. Devo comunicarvi la decisione degli dèi.
Dunque, vi riassumo tutto in poche parole. Siete fortunati, siete stati prescelti per combattere le Amazzoni. Dopodiché potrete esporvi senza rischio alla fiamma eterna. Siete contenti adesso? Sei sicuro di aver capito bene? Dopo 4 secoli che ci parlo, vuoi che non capisca bene? No, dicevo, non si potrebbe cambiare prima l'immortalità e poi... No, signori. Se vi va, è così. Altrimenti fate le valigie e ve ne andate. E con tanti saluti all'immortalità. Scegliete. Il vecchietto ha ragione. Vecchietto lo dici a tuo nonno. Scusa, ma dopo tutto hai sempre 400 anni. Ma è pericoloso. Le Amazzoni sono terribili. Dovete guadagnarvela l'immortalità. Io il massimo che posso fare è darvi una mano. Tu sei molto generoso, ma con le Amazzoni non si scherza. Ma non ti vergogni? Grande e grosso come sei, aver paura di 4 donnicciole. Io ci sto. Ci risiamo, eh? Prima la ci sa, e poi nascondi la mano. Va bene, sono riuscito a convincerlo. E senti, onorevole maestro, già che ci sei, sapresti rimettermi a posto la braccioletta? Certo, le posso. Però chiamatemi fratello. Ci deve essere una pomata del vecchio, che dico, una vecchia pomata che ti rimetterà a posto subito. È uno dei miei filtri magici. E ad ogni sorgere di luna ci darai altri 100 sacchi di grano. Diamela, non farti mettere sotto! E ha da contestare quello lì. Sono giovani, devono ancora imparare a diventare vecchi, se ci arriveranno. Basta! Andiamo! In 400 anni è la prima volta che vedo qualcuno cavalcare una vacca. Bufala, prego. Sì, è proprio una bufala. Piuttosto mi dite dove andiamo? Al villaggio di Giunga. Dobbiamo convincere quei contadini a combattere con noi. Al villaggio di Giunga? Sì, perché? È un posto che mi interessa. Hanno preso gli uomini! Aiutateci! Aiutateci! Siete arrivati! Aiutateci, gli uomini! Aiutateci! Prego! Ah, sei qui. Che bella idea hai avuto. Da come mi guardi, sembra quasi che tu voglia farmi tua con la forza. Ed io sono così indifesa. Che mi possano ammazzare se ho pensato una cosa simile. No, perché con questi muscoli che ti ritrovi, come potrei fare a resisterti? Dimmi, come potrei fare? Sotto questi muscoli c'è un gentiluomo, bambina. Certo, molto meglio la morte che il disonore. Forse neanche un bacio potrei sopportare. Proviamo se lo sopporto. Allora, cosa ne pensi? Grande saggio, non ti riconosco più. Un tempo parlavi solo di pace. Allora non c'erano le Amazzoni. Dharma ha ragione, io me do. I tempi sono cambiati. Meglio morire in battaglia che in schiavitù. Hai sentito? Prova con gli altri villaggi, Dharma, e senti che cosa ti rispondono. Se accettano, anche noi saremo con te. Mug! 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 Ma dove diavolo si è cacciato? Mug! Mi hai sconvolto. Non so più se preferire la morte o il disonore. A presto, mio conquistatore. Non sarò stato troppo audace. Mug!
Che avete da ridere voi due? Mug, fratello mio, sei cotto. Come? No, io mi stavo informando. E per queste bruciature non c'è filtro magico che tenga. Prima o poi doveva succedermi. Che gli è successo? Il nostro giro nei villaggi è stato inutile. Abbiamo trovato più consigli che aiuti. E noi facciamo da soli. Il vecchio Dharma, volevo dire... Sì, va bene, lo sappiamo che sei vecchio e saggio. È lui che non è saggio, quando dice che facciamo tutto da soli. Eppure io penso che noi potremo farcela anche senza aiuto. Gli dei affermano che se restiamo uniti non esiste forza al mondo che sia capace di batterci. Giusto, amico. Ma se anche noi fossimo immortali come te, tutto sarebbe più facile. Ah, ma è una fissazione la vostra. Eppure, scusa se insisto, sai, ma se tu ci fai diventare subito immortali, si può fare tutto. Ah, ecco, sì. Questa effettivamente vi sembra una buona idea. Allora non capite niente. Ma come? Gli dei vi pongono una condizione e io che gli vado a dire, eh? Ma uno ci prova. E se quando siete immortali poi ve la squagliate, che vi mettono il sale sulla coda? È certo che una fregatura mi piacerebbe dargliela a quelli lassù. Bravo, bravi! Ma voi credete proprio che gli dei non sappiano leggervi dentro? Tutti così voi mortali, sempre pronti a dare una bufala. Ma con gli dei, miei cari, non funziona. E adesso basta. O dentro o fuori. Se non vi vanno le condizioni degli dei, rinunciate e buonanotte. Non ci lasci molta scelta, se poi come al solito sono loro che ci fregano. Da questa parte non si entra. No. Per superare quella palizzata bisognerebbe avere le ali. Ho un'idea. Il principio è quello del movimento lento e continuo. Il principio l'ho capito, ma alla fine... Ma non ti senti orgoglioso di essere un pioniere? Se l'umanità vuol progredire deve rischiare. Perché non dici a questa signora umanità di venire qua su? Tu sei il più pesante e se riesci a volare tu, per me sarà uno scherzo. Mi mancherà l'animo del pioniere, ma secondo me non sono adatto a fare il piccione. Dai. Movimento lento e continuo, eh? Eppure con qualche modifica funzionerebbe. Non si può sempre riuscire al primo colpo. Ho un'altra idea. Pronti? Presto, sciogli i prigionieri. Poi andate tutti nel recinto, impadronitevi dei cavalli e tenetevi pronti a filare. E tu che fai? Vado ad aprire il portone, no? Presto, di qua. Andiamo da questa parte.
Aprite il cancello! Adesso! Ancora quei tre, non avrò pace finché non li avrò fatti a pezzi e buttato i loro corpi in pasto ai corvi. Eccoli! Sono tornati! Cosa credete di aver risolto? Quelle tornano qui e siamo ancora da capo. Ti sbagli, io mi do. Li ho visti combattere. Quei tre valgono un esercito. Con loro aiuto potremo liberarci definitivamente delle Amazzoni. Riunisci il consiglio degli anziani. E va bene. Domani metteremo ai voti la proposta di guerra. No, non sono miei. Scusa, è mia madre. Tu aspetta qui, siediti. E intanto stai attento ai bambini. Torno subito. Se riuscissimo a mettere le mani su quei tre, quello sì sarebbe un bel colpo. Il problema è che sono sempre quei tre che mettono le mani su di noi. Potremmo seguirli e rivelare il loro nascondiglio alle nostre amiche Amazzoni. Amiche? Amiche. Beh, sarà, ma io tutte le volte che entro nel campo di quelle streghe è come se mettessi la testa in bocca a un leone affamato. Ride, ride. Devo parlare al comandante, sono Filones, la tigre dei boschi, e questo è il mio aiutante Canicola. Molto piacere, Canicola, aiuto tigre dei boschi. Lasciateli entrare! Ave mia regina, madre delle Amazzoni. Piena di grazia tu sei, il Signore è con me. Prego, tu sei con me. Vabbè, tu o io, basta che siamo insieme. Che hai da dirmi di così importante? Ebbene, conosco la strada per penetrare nel rifugio di Dharma, il mortale nemico delle Amazzoni. Anche nostro, purtroppo. Reggi, vuoi sapere una cosa? Non mi interessa, la strada la conosciamo anche noi. Ma noi abbiamo un sistema. Diceva Marco Polo, lascia stare il sistema. Marco Polo non c'entra. Ho un sistema per catturare Dharma. E cosa vuoi in cambio? Senti, sì. Sì. Sì? Sì? No. Niente altro che la tua amicizia. Accompagnali, dà loro cibo, bevande e quante ragazze vogliono. Sono miei ospiti e vanno trattati bene. Sentito? Non è gente qualunque. La signora sì che se ne intende. E fa venire il capitano. No, per carità, a me basta anche un caporal maggiore. Agli ordini, comandante. Ti affidiamo la spedizione che catturerà Dharma il Saggio. Vedo che non rinunci mai alle tue idee, Beghira. Non sarà facile catturarlo. Abbiamo un sistema infallibile. Certo, ma visto che non puoi ucciderlo, perché catturarlo? Non sarebbe più saggio cercare di farselo amico? Farsi amico Dharma, come se fosse possibile farsi amica una tigre. No, bisogna distruggerlo. Il tuo odio feroce ci porterà alla rovina, lo sento. La tua mania di grandezza sarà la nostra distruzione. Basta, Mila, finiscila. Qui di profetessa ne abbiamo già una, ed è anche troppo. Tu sei qui per obbedire a chi ti comanda e non per discutere con noi. Voglio quei tre, voglio il segreto della fiamma eterna. E tu eseguirai i nostri ordini se non vuoi finire appesa per i piedi.
presto! Non vedo proprio che cosa ci sia da ridere, visto che la tua fine è prossima ormai. Ma ti voglio fare una proposta. Voglio il segreto del fuoco eterno. Voglio l'immortalità. L'immortalità in cambio della tua vita. Dimentichi solo questo, che io sono immortale. Intanto vediamolo, se sei veramente immortale come dici. Stai attenta! La leggenda dice che chi alza la mano su Dharma morirà! Via tu! Aspetta. Non dimenticare che a noi serve vivo. I morti non rivelano i loro segreti. Mila sa dov'è la caverna della fiamma eterna. E che ve ne fa? Prova ad accostarti al fuoco. Farai la fine di una torcia. Forse ha ragione lui. Il fuoco sacro può non bastare senza il rito necessario. Ci occorre vivo e lo faremo parlare. E va bene. Ma se vuoi la libertà, rivelaci il segreto della fiamma eterna. Soltanto quando avrò consultato gli dei potrò darti una risposta. Ma in fondo, che c'è da preoccuparsi, scusa? Dharma non crepa neanche se lo fanno arrosto. Lui è immortale. Ma noi no, e neanche lo saremo mai se lui non torna. Che cosa aspettiamo? Di essere vecchi? No, bisogna liberarlo. Perché Marco Polo? Marco Polo, Marco Polo! Marco Polo? Io vorrei sapere perché non sei rimasto con Marco Polo! Camminava troppo. No, quello camminava sempre. Vedi quello che vedo io? Che vedi tu? Non vedi due cavalli? Li vedo. E non ti dicono niente! Chi? I cavalli? Mi dicono di lasciare perdere, tanto poi le amazzoni ce li fregano un'altra volta. Lasciamoli sta, sti due poveracci. Predoni si nasce, canicola. Io non trascuro nemmeno un filo d'erba nel deserto. Ci cresce l'erba? Sì. Mi giunge nuovo. E poi, se un predone non preda la preda, mi sai dire? Giusto che predone è, mo te lo dico. Un predone che preda prudente la preda, ma con molta prudenza. Per esempio così. Questa è un'arma segreta. Con questa qui si colpisce e poi si scappa via subito. Ma vai a quel paese tu e la tua arma segreta! Se avanzo, seguitemi! Carica! Ma tu che buone! Mi arrendo! Che combinazione incontrarla qui! Lasciami e ti concedo salva la vita! Grazie, grazie, sei molto generoso. Stai sempre fra i piedi, ma da dove salti fuori? Dal campo delle Amazzoni! Siamo amici intimi! Entro ed esco quando mi pare! Se faccio uno strillo, le mie amiche mi polverizzano! Hai sentito? È amico delle Amazzoni. Sì, certo, perché ti fa rabbia? E a proposito, lì dentro ho visto il vostro amico legato come un salame. Non credo a una parola di quello che hai detto. La tua lingua è biforcuta. Come ci entri nel campo? Per magia? Mi basta andare lì sotto e gridare. Sono Filones, la tigre dei boschi, e questo è il mio aiutante Canicola. Piacere. Devo parlare col vostro comandante. Tutto qui? Nient'altro, quelle aprono e noi siamo dentro, padroni di andare e venire. Pensa che l'ultima volta... No, a capa no, Sono Filones, la tigre dei boschi, e questo è il mio aiutante Canicola. Devo parlare col comandante.
sapevo che sareste arrivati. Sì, eh? E sai anche come faremo ad uscire di qui? Troverò la maniera. Sbrighiamoci. Abbiamo visite. Nascondetevi. Mila! La conosci? Sì, lasciala. La conosci? E anche bene. Non ci sta. Non ci sta. Ci sta. Mi permetto di osservare che se avete trovato un accordo sarebbe il caso di andare. Ma che gli farà le donne? Non vi preoccupate. Mila ci aiuterà. Vada a lei. Vieni. Presto! Al precipizio! Ma di lì non si passa! Si precipita! Non ti preoccupare! Prendi questa! A che serve? E anche quest'altra! Ma che ci facciamo? Il corretto? Fai dei nodi, ti ci aggrappi e ti butti giù! Ma e se si sciolgono? Quando sei giù li riannodi! Ah beh, allora non mi preoccupo. È un'ideuccia! Serve per parare le cadute! Ah, il paracadute! Certo che se avessimo dei cavalli. I cavalli. Mi trovavo a passare di qui. Questi vi possono servire. Ma è sempre meglio che andare a piedi. Presto, 2 per cavallo. Senti, mi viene l'onorevole dubbio che tu da qualche tempo mi segua. Anch'io ho un onorevole dubbio. Che tu segua me. Vieni? No, non posso. Filones è mio padre. E anche se è un bandito, io non posso abbandonarlo. Senti, la figlia di Filones. Beh, coraggio ragazzina, nessuno è perfetto. Hey! Ah, grazie per i cavalli! Sono Filones, la tigre dei boschi, e questo è il mio aiutante Canicola. Voglio parlare al comandante. E chi prende? Sono ammazzite! Voglio parlare al comandante! Ci stai già parlando, verme! E non capitatemi più fra i piedi, altrimenti vi faccio a pezzi! Tirate! Via! E secondo me non gli stiamo simpatici, anche questo sta diventando un tipo scorbutico. Non so se tu ti diverti, ma io no. Metti che sbagliano la mira e ci colgono. Sai che faccio? Io me la vado. Questa non gliela perdono, giuro che mi vendicherò. Almeno ci facesse sapere cosa le abbiamo fatto. Sei tornato finalmente? Ho buone notizie, Dharma. Abbiamo vinto. Il Consiglio ha deciso per la guerra e anche gli uomini degli altri villaggi saranno con noi. Momento. Amici, le Amazzoni attaccheranno questo villaggio. Ma abbiamo ancora tempo, non precipitiamo le cose. Secondo la loro legge, è certo che non lo faranno prima che la luna sia piena. Mancano ancora 8 giorni e in questo frattempo avremo modo di preparare loro una bella sorpresa. Io dico che lavorando sodo e con un po' di fortuna potremo combattere e vincere. Vedi di trovare Mug, dobbiamo preparare l'accoglienza. Questo è l'ingresso della valle. Sicuramente attaccheranno da questa parte. Ed è quello che vogliamo. L'importante è che gli uomini degli altri villaggi intervengano al momento opportuno. Ma che sta cercando? No. Ma che annusi? Sembra che questa puzza ti faccia piacere. Sei soddisfatto, eh? Ha ritrovato la stessa puzza della sua caverna. La scure! Ecco, taglia qui perché mettiamo questo.
Passami quell'altro palo. Mi dispiace, Iomedo, ma ci abbiamo ripensato. Non faremo partecipare i nostri uomini alla guerra. Ti avvertiamo perché tu possa regolarti. E me lo dite solo adesso, all'ultimo momento. È stata una faccenda molto dibattuta, ma alla fine è prevalsa l'opinione degli anziani. Iomedo, amico mio, voi non avete nessuna possibilità di vincere. Fuggite, siete ancora in tempo, non c'è altro da fare. È tardi. Non ho nemmeno il tempo di avvertirli. La luna sta sorgendo. Senti, ma che c'è qua dentro che puzza tanto? È un'arma nuova, è un'invenzione di Dharma. Sarà una bombetta puzzolente. Terminate, distruggete, uccidete! Amazzoni, avanti!
Bug resiste e noi catturiamo il comandante e siamo salvi. Voi di là, voi da quella parte, presto! Maledizione, sono passato! Forza sotto! Bene così! Bene così! Ma noi per chi facciamo il tifo? Per quei 3 figli di cani, maledizione! Se non fossi disarmato, se avessi un'arma qualsiasi ti farei vedere! Sarei già lì in mezzo a fare strage di quelle streghe! E allora guarda qui. Ancora quel coso. Quel coso. Questa è l'arma segreta dell'avvenire. L'ho chiamata tocca e fuggi, ovvero lo yo-yo della morte. Tu, film, che fai? Sei matto! È pericoloso come un aspide. Caspita. E allora? Come allora? Non hai capito? No. Mi sorge un dubbio, sei fisso. Io? E chi? Io? Riusciresti a capire se ti dicessi che ogni punta è bagnata di un potente veleno fulminante? Oh, prezioso, geniale, bravo! Ma che ci facciamo? Come che ci facciamo? E guarda. Yomedò con i rinforzi doveva essere già qui. Per me Yomedò s'è dato. Fatti venire un'idea, qui se no invece di diventare immortale divento morto. Non siamo ancora sconfitti. Ho preparato una sorpresa per le nostre amiche. Vieni alla grotta appena ti sarai liberato delle signore in arrivo. E fa presto. E soprattutto non ti devi avvicinare più di 3 passi. Tocca e fuggi. Tocca e torna indietro lasciando morto l'avversario. È un prodotto di qualità della premiata ditta Spas. Spas? Ma che significa Spas? Società operazioni sbagliate. E quante ne hai? Più di quante ne servono per armare tutti noi. Adesso però bisogna sentire che ne pensano i ragazzi. Noi ci stiamo. No, perché se non volessero... Su, se non facciamo presto, riusciremo soltanto a sotterrare i loro cadaveri. Bene, faremo vedere chi è la tigre dei boschi. Avremo un peso determinante nella battaglia. Ne rovesceremo le sorti. E per me ci sarà un monumento al centro del villaggio. Beh, se ti stringi un po' ci entro pure io. All'attacco, miei tigri! Da noi dipende il destino di questa storica battaglia! Amazzoni, arriviamo! All'attacco! Avanti! E adesso? Certo, andrebbe perfezionata. Accidenti a quell'imbecille. Che facciamo a mani vuote? Le adoperiamo. Giù, sotto!
avrei un'idea! Anch'io ce l'ho un'idea! John! Sono andate. Sono andate. Quelle non sono donne, sono travestiti. Travestiti. Ma ci prenderemo la rivincita. Ah, ti pare giusto vendicarsi? Certo. Occhio per occhio, dente per Dente per dente. dente. E tu quanti denti hai in bocca? Dillo a paparino Quanti tuo, denti? dillo! Te lo dico dopo. Ah, me lo dici dopo? Ci concordo, poi li contiamo e te lo dico. Ah, dopo, Sì, facciamo sì. una scommessa. Sì, dopo. Io indovino quanti denti hai in bocca. Vediamo se indovini. 2! Hai sbagliato. Ma voi che non lo sai, Hai sbagliato. Devi vedere che te ne rimangono 2! Tigri dei boschi! A casa! Queste fanno male! I boschi! Queste fanno male! Carro numero 2, a tutta forza! A tutta forza! Carro numero 3, pronti per il fuoco! Pronti! Attenti al passo! A destra, tutto sperso! Non posso! A sinistra ce n'è uno zoppo! 1, 2, tenete il passo! Aiuto! Si può finire! Indietro! Sputa fuoco! Indietro! Via! Via! Sono soltanto uomini! Terza! Non puoi sterzare! Adesso sì! Se ne ha azzoppato uno, anche a destra! 1, 2, al passo, idiota! Forza, amazzoli! Non fuggite! Forza! Avanti! Caltroni! Ti do l'opportunità di riabilitarti! Aprite i cancelli! Forza! Avanti, amazzoli, forza! Non fuggite! Forza!
Che peccato, tutta carne fresca! Non la sciupate troppo, possono servire! Porco Giove! Ma allora quei tre ce l'hanno fatta sul serio! Scusa, Giove potente. Anzi, ti ringrazio per la vittoria del mio popolo. Inginocchiatevi e ascoltate quanto vi dico! Fratelli miei diletti, ora vado in un posto che non è di questa terra. La grande voce mi chiama. Aspettate con fiducia, perché quando tornerò avrete l'immortalità. Non vi muovete da così, eh? Addio! Ma come addio? Dov'è andato? Ci ha fregato! I peggiori morti suoi. Ci ha fregato l'immortalità! Ma che fai? Così ci casca tutto in testa! Dai un'altra spinta e viene giù tutto! Ma possibile che non impari mai? Di, al diavolo l'immortalità. Ci sono due signore giù che ci aspettano. Già! Andiamo! Se no ci fregano anche quelle. Got it made. You're the one that cannot regret it. You can lose, man, your life is in danger. So keep fighting. Not to break, got a chance. So come on and show your strength, man. So get up, cause your life is in danger. You're not